Come comando provinciale un centinaio di chiamate. 4 scosse, una dietro l'altra, la prima di 3,3 della scala Richter, la seconda molto più forte, l'epicentro tra Mantova ed il Polesine, ma il terremoto è stato avvertito in maniera netta anche in tutto il veneziano. Immediato lo stato di allerta della protezione civile. Adesso la giornata di oggi stiamo vigili e siamo in stato di attenzione. Insomma rimane alta l'attenzione per tutta la giornata, alle 20:20 la prima scossa, pochi minuti dopo la seconda. C'è stata una registrazione di 3,3 della scala Richter, quindi profondità circa 15 km. È stato in realtà l'evento successivo alle 20:30 esatte che ha generato una serie di problematiche che ha allertato sicuramente il nostro sistema di protezione civile. Subito dopo altre 2 scosse di minore entità. Al centralino dei Vigili del Fuoco sono iniziate ad arrivare numerose chiamate da tutta la provincia veneziana. Vigili del Fuoco 115. Il veneziano, anche perché le strutture storiche sono più vulnerabili e quindi l'effetto dell'onda di pressione si è sentito soprattutto nei palazzi più alti. Solo una chiamata ha comportato a Sant'Elena il recupero di un cornicione che era pericolante. Un cornicione vetusto che è caduto fortunatamente non colpendo nessuna. Molta paura fra la gente che ha chiamato il centralino dei Vigili del Fuoco per avere notizie sul terremoto. Impossibile, ci spiega il capo della protezione civile, sapere se ci saranno altre scosse nel breve periodo. Una notte difficile per i soccorsi ed anche per molti veneziani che sono rimasti svegli dopo aver visto i lampadari tremare.